Carissimi amici del Go, ben ritrovati e ciao a tutti. Questo brevissimo video, questo chiamiamolo speciale, per festeggiare, per così dire, i 200 iscritti al mio canale. Per me è un grandissimo traguardo, non ci credevo veramente che sarei riuscito ad avere 200 persone. Mi rendo conto che nel panorama che offre YouTube 200 persone siano veramente poca cosa. Ma pensare così, mi piace pensare che 200 persone in giro per l'Italia siano comunque interessate al gioco del Go mi fa piacere. Perché faccio questo video quindi? Per dirvi un pochettino di cose. Allora, non volendo dedicarlo esclusivamente a chiacchierare su questi 200 iscritti, volevo comunque cercare di buttarci dentro qualche piccola pillola filosofica e condividerla con voi, perché penso che calzi molto con il discorso del Go. Allora, la riflessione mi è nata prendendo in mano questa edizione che ho qui dell'arte della guerra di Sun Tzu. È un'edizione molto pregiata che mi sono procurato e ha le pagine in seta, è proprio una bellissima edizione. Però la cosa che mi ha colpito moltissimo appena ho cominciato a sfogliarlo è esattamente la prima pagina. Cosa potete notare? Nella primissima pagina del Sun Tzu, l'arte della guerra, c'è appunto una coppia di signori anziani, vedete, che sta giocando a Go. Quindi possiamo dire che il Go ci azzecca molto con l'arte della guerra? Beh, in un certo senso sì. Pensate che per alcuni studiosi del gioco il Go è nato con metodi molto semplici, con attrezzature molto semplici, proprio per rappresentare le truppe delle battaglie che facevano una volta nell'antica Cina, e rappresentare i campi di battaglia in modo molto schematico, così i generali avevano la possibilità di governare le truppe. E da lì poi dicono si sia sviluppato il gioco. Un'altra cosa importantissima, qualora non l'aveste già fatto, per il vostro diletto, di provare a leggere Sun Tzu, soprattutto nel capitolo in cui parla dello spostamento delle truppe. Si fa accenno al discorso dell'acqua e di come di fatto un fiume non possa essere bloccato ponendoci davanti a lui, ma può essere solamente accompagnato tra le valli fino a quando giunge finalmente al mare. Bene, nel Go questo principio ci deve sempre accompagnare, perché nel momento in cui noi decidiamo anche di fare un combattimento in una parte del Goban e ci poniamo di fronte al nostro avversario in modo molto duro, con le pietre che si toccano l'una con l'altra, sicuramente andremo a finire molto molto male. Invece bisogna cercare di accompagnare. Un altro concetto che ci porta quindi questo ragionamento partendo da Sun Tzu è anche il concetto, questa volta più giapponese, che viene rappresentato con il motto Mizu no Kokoro, significa il cuore come l'acqua. Ce l'ho stampigliato anche nel mio Bokuto, quello che utilizzo per fare kendo, i kata di kendo, vedete. Mizu no Kokoro significa il cuore d'acqua, il cuore come l'acqua, lo spirito come l'acqua. Poi chi magari di voi studia già i kanji, ha anche un po' di dimestichezza con lo studio di kanji, saprà sicuramente trovare un significato anche più appropriato. E il principio significa proprio nell'adattamento. Quando noi giochiamo a una partita di Go dobbiamo prendere confidenza col fatto che tutto l'universo che si crea nel Goban di mosse è un continuo mutamento e noi, apprese le varie tecniche e i vari approcci, dobbiamo sempre cercare di adattarci al gioco dell'avversario. Certo, giocando con il nostro stile, questo è chiaro, però dobbiamo cercare di adattarci. Il ragionamento continua e quindi approdiamo finalmente anche a quest'altro libro che vi consiglio veramente di avere, non perché dobbiate diventare dei chiaroveggenti, ma perché veramente ci può aiutare a capire la risposta che c'è dentro di noi.
Il libro è I Ching, probabilmente qualcuno di voi l'avrà già sentito nominare. Se non l'avete sentito nominare, provate a googolare un po' I Ching, su Wikipedia c'è un bel capitolo che ne parla. Ed è uno dei libri più antichi mai scritti, sempre in Cina. Va a braccetto anche questo, secondo me, con il gioco del Go, perché attraverso lo studio e la lettura di una cinquantina di sentenze filosofiche si riesce a capire sempre quale può essere un approccio piuttosto che un altro per risolvere un problema. Tutto è in mutamento. I Ching è stato anche il primo libro in cui si fa riferimento a Yin e Yang e al Tajitu, che è il famosissimo simbolo di Yin e Yang, quello nero e bianco. Se volete meditare anche su queste cose, secondo me mentalmente la forma mentis potrebbe formarsi per poi riportare questi ragionamenti anche nel Go. Chiusa questa carrellata, allora vi voglio anche proporre un paio di novità. Allora, che ne pensate se cominciassi a fare magari qualche streaming live su YouTube, magari pianificandolo per tempo e dandovene magari annuncio prima? Cosa ne pensate? Potrebbe essere magari l'occasione per esempio commentare una partita e chi mi segue in diretta magari può fare delle domande e io posso rispondere subito al volo. Ditemi cosa ne pensate e scrivetelo qui giù nei commenti. Un'altra cosa che invece ho deciso di fare, visto che ho cominciato ad avere un bel po' di contatti da parte di voi, gentilissimi che mi seguite, ho deciso di aprire un indirizzo email esclusivamente per interfacciarmi con voi, anche quello lo trovate qui giù scritto nei commenti, dove appunto oltre a utilizzarlo per contattarmi, ho pensato che se volete magari mandarmi delle partite vostre in formato SGF, io volentieri le posso commentare se ci riesco, se ho tempo, le posso commentare, magari ve le rispedisco con i miei commenti, oppure magari le migliori, quelle che magari sono un po' più particolari e hanno qualche spunto di riflessione, magari le potrei utilizzare per creare dei video e in modo che possano diventare utili a tutti quanti. Fatemi sapere anche di questa idea cosa ne pensate, sempre qui giù nei commenti. E adesso che sono finalmente in ferie, le meritate ferie dopo molto lavoro, conto veramente, mi prendo l'onere e vi prometto che entro la fine delle vacanze natalizie, per cui entro il 7 di gennaio del 2019, sarà online anche il prossimo capitolo del libro di Toshiro Kageyama, The Lessons of Fundamentals of Go, che molti di voi mi hanno chiesto e so che molti di voi stanno aspettando. Ho avuto dei riscontri positivi e questa cosa, credetemi, mi dà moltissima soddisfazione e mi carica di entusiasmo. Bene, ho finito di chiacchierare, grazie per l'attenzione, approfitto, visto che è il 22 di dicembre, per augurare a voi e a tutte le vostre famiglie un buon Natale, un buonissimo anno nuovo, buon divertimento con il gioco del Go e ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti!